È tempo di vendemmie, siamo sui colli orientali, siamo nel vigneto del Friulano e siamo col Conte Alberto, siamo venuti a trovare la sua azienda. Devo dirle che la vendemmia, insomma, quest'anno è buona. Belle premesse. Diciamo che adesso inizia il periodo che ci dà soddisfazione, ci dà gioie, ci dà problemi, ci dà stress e tutto dipende dai prossimi giorni dell'andamento, diciamo, del clima, se piove, se viene sole. Diciamo che questa per noi è la 431esima vendemmia, quindi di esperienza ne abbiamo sulle spalle. Diciamo che siamo partiti con un andamento non favorevole. Giugno abbiamo avuto grosse piogge continue, ripetute, e quindi abbiamo dovuto lavorare in maniera molto intensa nel vigneto. Abbiamo avuto anche qualche problema di cascola in fioritura, quindi grappoli più diradati, e cercando di vedere anche un lato positivo nelle cose non positive, un grappolo diradato ha un grappolo di maggior potenzialità. Fortunatamente poi abbiamo avuto un luglio e un agosto con piccole piogge e buoni periodi di sole. Altra cosa molto interessante, begli sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte che ci hanno permesso di avere un accumulo di sostanze aromatiche negli acini. Adesso le cose vanno bene, cala l'acidità, aumenta l'accumulo degli zuccheri. Vediamo come procede la cosa. Siamo molto ottimisti. Inizieremo la vendemmia 2 settimane dopo più o meno rispetto all'anno scorso, quindi vuol dire che l'uva ha avuto più tempo per prepararsi alla vendemmia. Le potenzialità sono estremamente interessanti, ma finché non abbiamo l'uva in cantina non cantiamo vittoria. Avremo maggiori rese o saremo No, come quantità rispetto a come l'anno scorso? come quantità diciamo che siamo partiti forse con più quantità, poi avendo avuto questo leggero diradamento in fase di fioritura con la cascola saremo più o meno in una media. Sì, ho visto che lei ha innovato, ha portato gli uffici, insomma, nella famosa casa che era lì naturalmente per l'appassimento del piccolite, insomma sta innovando anche in funzione del turismo del vino, perché gli stranieri che vengono in Italia dovete capire che vogliono soggiornare, vogliono stare qui 4-5 giorni, magari prendere qualche emozione, comprarvi il vino e poi ritornare a casa e magari ritornare, insomma, ecco. Bisogna innovare, ecco, non c'è niente da fare. Certamente il turismo del vino per noi è una cosa molto importante, stiamo spingendo su questo, abbiamo creato nuovi locali per ricevere il pubblico, abbiamo ristrutturato l'azienda, abbellita, importantissimo il turista perché vuole venire in azienda, vuole avere emozioni, vuole conoscere il produttore. Non basta però solo vendergli il vino, fargli assaggiare il vino e spiegargli che cos'è il vino, bisogna cercare di avere anche un locale dove gli si può far pernottare, dove può dormire per vendergli sempre più emozioni, per spiegargli con più tempo, con maggior tempo quello che noi facciamo nei nostri vigneti. Importante che lui venga da noi perché poi lui sarà il nostro primo promoter quando tornerà a casa sua e parlerà bene della nostra regione. Ecco, si parla molto del Prosecco, no? Il Prosecco che sta, dobbiamo dire, mettendo in grosse difficoltà il vostro Friulano, no? Che era il vino di punta, anche se non è di grande quantità, perché sappiamo che è il Pinot Grigio, però il Friulano rispecchia un po' il territorio. Noi abbiamo saputo gente che tira via il Friulano per mettere quei famosi 5.000 ancora ettari di Prosecco. Allora qui dove andremo a finire, Conte? Allora, secondo me si venderà solo Prosecco? no, secondo me sono due visioni un po' diverse. Mettere Prosecco vuol dire fare soprattutto business, cioè è un prodotto che il mercato chiede, che si vende facilmente. Chi spianta Friulano per mettere Prosecco è perché vuole vendere nell'arco dei prossimi 10-15 anni, ma un'azienda come la maggior parte delle aziende friulane che contano più sui vini di territorio, che vogliono vendere quella che è la loro tradizione, quella che è la storia di una regione, difficilmente elimineranno le varietà autoctone in maniera importante per far spazio al Prosecco. Dobbiamo spingere sulle nostre varietà, il lavoro è lungo, il lavoro è difficile anche perché le nostre sono piccole produzioni con piccoli numeri, quindi più difficili da far conoscere, ma dobbiamo spingere sugli autoctoni nostri, quello è il nostro futuro. Eh sì, perché poi un prosciutto di San Daniele, cioè pasteggiando con il Prosecco, si può fare, ma meglio naturalmente avere un friulano o una ribolla gialla. Sono i veneti che dicono che va bene il Prosecco, ma no, va bene il friulano, quello è il suo vino.